Porto Empedocle come festeggerà questo Natale? Quali iniziative avete organizzato? Quest'anno, nonostante le difficoltà immense che ha il Comune di Porto Empedocle, siamo riusciti, grazie alla collaborazione di volontari e di associazioni, siamo riusciti a creare un calendario fitto di eventi. Durerà tutto un mese. Oggi avremo il taglio del nastro per l'apertura del villaggio di Babbo Natale, dove ci saranno degli artigiani che esporranno i propri prodotti in Piazza Italia. In questo mese ci saranno spettacoli per tutta la Via Roma, per la Piazza Italia, con concerti, ci saranno delle esibizioni sportive, avremo la squadra il Perugia Calcio a Porto Empedocle, poi avremo una manifestazione di go-kart che si terrà presso il piazzale parcheggio autobus della linea SAL. Avremo anche la partecipazione delle scuole di ballo del paese che si esibiranno nelle piazze e in via Roma. Poi avremo anche una manifestazione sportiva in via Roma grazie all'associazione Le Pulci. Hanno contribuito tanto gli imprenditori del paese che hanno donato in tutti i modi e ci hanno aiutato a realizzare questo calendario. Anche le attività commerciali sono rese partecipi, sono sbracciati tutti per tenere alto l'umore di questo paese che sappiamo in un disastro economico-finanziario. Abbiamo integrato il programma con tante iniziative solidali, ma anche iniziative che riguarderanno le scuole. Infatti è con onore e con orgoglio che abbiamo presentato alla Torre di Carlo V, tra le varie mostre che vi sono attualmente, anche una mostra realizzata con i presepi delle scuole elementari, medie e degli asili, che ho coinvolto in un concorso in cui hanno realizzato dei presepi artigianali con un'unica tematica, quella del riciclo. I presepi verranno esposti per tutto il periodo natalizio fino a gennaio, e il 6 gennaio avverrà la premiazione del presepe che più risponde alle tematiche del riciclo. Tra queste vi sono state anche altre iniziative come quella della Fidapa, dove è coinvolto ogni quartiere con la realizzazione di presepi e il più bello verrà premiato, ma anche con l'Albero della Speranza, dove ogni bambino verrà invitato a mettere la lettera di Babbo Natale. E poi stiamo raccogliendo nella casetta della solidarietà giochi o tutto quello che le famiglie vorranno donarci per coinvolgere tutti i bambini e far sì che sia un Natale degno per ogni famiglia.